I'ma blow up. Ah, cazzo, c'è la pula. Secondo me stanno già partendo per il corteo. Che facciamo? Li seguiamo? No. Hai sete? Ma andiamo a bere. Cavolo, hai sete? Te bevi io stesso. Mamma! Oh, no, 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 no. Madò! Oh, stavolta me la sono fatta in braga. Mamma, sti che moia. Quella era stata brutta, ma brutta. Passorolle, andiamo a Passorolle, andiamo a Passorolle per piacere. Vai, Vecchio, vai, dagane atto. Va dritto. Dritto. Oh, Passorolle. Dai che so carico come una mala. Vai, Vecchio, vai. Non mi frenare così. Madonna che freddo. Ah, qua fa più freddo. Questo non mi ricordo più che lago è però. Un lago, una diga, non mi ricordo più. Ma guarda che sfiga. Potete stare a casa, Cristo. Oh, è uno di meno. Allora faccio un piccolo aggiornamento. Stiamo andando verso il Passorolle e siccome non dovrebbe mancare tanto, io non so quanto mi durerà la batteria della GoPro, la spengo anche perché devo fare benzina e ci vediamo quando siamo sotto il rolle. Ci vediamo dopo. Ok, siamo praticamente vicino a Passorolle, dobbiamo arrivare a San Martino di Castrozza prima. Ci siamo appena fermati a fare benzina, però adesso ci fermiamo fino a San Martino per decidere se convenire, per decidere se conviene andare su per Passorolle, perché dopo per tornare a casa ci vorrà un altro paio d'ore e adesso ora come ora, anche se il sole tramonta più tardi, però qua farebbe ancora freschetto, quindi intanto andiamo fin là e poi decidiamo cosa fare. A parte che mi sa che se andiamo su per Passorolle cucchiamo di quella neve, secondo me ci sarà ancora neve e le strade faranno ancora schifo secondo me, però boh, non so. Che bella l'area di montagna. A parte l'XT600 di Terangelo che mi ha una puzza atomica, porca miseria. Ok, adesso iniziano i paesini e sicuramente ci saranno le macchinette, quindi e questa? Ah sì, è vero, è la rotonda quella a tradimento. Piano, vai. Ed eccoci praticamente a San Martino di Castrozza. Ciao, niente, quelli con i BMW non salutano neanche se vuoi, neanche a questo, scooter neanche, EGS neanche, andasi tutti a farvi mettere in te. Che sono? Ecco qua, e mo? Ah, devo fare tutta la strada. Oh cazzo, mi ero dimenticato del semaforo, porca puttana. Ma che semaforo stupido, non c'è nessuno, ma che cacchio non era verde? Ma a quanto pare non ci fermiamo mica, cioè andiamo su diretti. Via. Anche adesso ci divertiamo. Dentro il KTM attaccato al culo. Pian, ferma tutto che pare una sagra. E allora il problema adesso cos'è? Durante le riprese che vedrete adesso purtroppo il microfono si è disattivato, perché ve lo spiego molto in breve. Siccome io sono povero come la me, quando faccio i video non ho l'adattatore per la GoPro né ancora, sicché è un mese che aspetto Amazon che me lo manda questo adattatore. Quindi quando ho fatto il video
registravo la voce tramite l'auricolare del telefono, quindi registro con la videocamera, poi la mia voce viene registrata sul registratore vocale del telefono e quando faccio il video sormonto il tutto. Questo spiega anche il perché alcuni di voi mi chiedono che si sente un po' di eco. Eccovi spiegato. Quindi cosa è successo? È successo che il mio telefono ha avuto la memoria piena durante questa registrazione, quindi purtroppo le clip che vedrete non si sentirà del tutto la mia voce, si sentirà appena perché si riesce a sentire un po', ma purtroppo il microfono in quel momento si è disattivato perché il mio telefono ha avuto la memoria piena. Lo so, sono povero, devo adattarmi come tutti quanti. Portate pazienza che che Amazon mi mandi questo cavolo di adattatore, sì, che è un mese, anche di più, che lo sto aspettando. Quindi vi faccio vedere queste clip durante il passo prima di arrivare su a San Martino di Castrozza, dopodiché state tranquilli che dopo comunque ho risistemato il problema, quindi la voce dopo si sente, è solo in questo piccolo tratto che purtroppo non si sente l'audio della mia voce. Portate pazienza, abbiate pietà di me, mi devo adattare, sono povero e quindi vabbè, insomma, spero che comunque il video vi piaccia lo stesso. Sento la moto che va un piacere. La cavallo mi sta aiutando tantissimo. E poi ancora. Non farmi arrabbiare! Ah beh, che bella neve qua! Però si dice freschetto! Vabbè, anche tu non vecchio! Proprio sul tornante così, appena tira drizzi, supero. Vediamo se c'è la possibilità, sì, la possibilità c'è. Guarda! Belli! La neve la odio un po'. Però dai, si può aiutare. Ogni tanto si può aiutare, dai. È bagnato! Aspetta per farci a manovra, ma è fatto non è caldo. Prova per la ah, neve! Mamma che buco di neve! Cacchiarola! Ok, siamo arrivati a San Martino di Castrozza, praticamente in cima alle montagne. Fanculo a tutti e due. A chi? A voi due. Perché? Allora io ho fatto il passo rosa un'altra volta con un amico che aveva Z750, l'ho perso. Ho dato la vita per riuscire a starvi dietro, cazzo. Sì. Bello però. Io ero tranquillissimo, io ti giuro. Pezzo di merda. Ma te hai fatto fatica a starmi dietro? No, io a starvi dietro no, tutti e due. però ero sempre A Canò? a Un Canò. pochettino vai via. Fermiamo solo un secondo, intanto carico e la GoPro intanto. Rieccoci in strada, stiamo tornando a casa, ormai sono praticamente le 3 passate e alla fine
siamo fermati per decidere se conveniva andare su per Passarolle, ma abbiamo deciso di non andare perché, come potete vedere, c'è ancora neve e siccome siamo parecchio distanti da casa abbiamo deciso di non andare perché sennò tornavamo a casa troppo tardi e quindi tornavamo a casa dove qua fa un freddo boia, tornavamo a casa che eravamo due ghiaccioli, eravamo tutti dei ghiacciolini, quindi abbiamo deciso di evitare e vi porterò su più avanti, magari quando farà un po' più caldo, dai, portate pazienza. Adesso stiamo tornando giù di nuovo per questo passo, che non è Passarolle ma è praticamente la strada che collega i due paesi San Martino di Castrozza e Piera di Primiero, e è una bella strada, come potete vedere è tutto un bel misto di curve ampie, strette, quindi a me piace tanto sta strada. Ovvio che adesso bisogna stare un po' attenti perché in altitudine qua, come vedete, c'è ancora la neve, man mano che scenderemo non ce ne sarà più. E poi siamo anche in discesa e a me le strade in discesa non mi piacciono più di tanto, anche perché con la zavorra dietro è più difficile nelle frenate. La mano, stavo tanto bene là seduto al bar. Il giro mi sono ricordato che c'è il semaforo. Salute Sector, grazie.